Oggi metteremo a confronto il nuovissimo dog del KFC con quello storico e virale di Patrizio Chianese. Quale dei due sarà il migliore? Scopriamolo insieme ad uno dei più grandi esperti culinari. Andrea, ma tu sei un esperto culinario. Cosa vuol dire culinario? Culinario? Culo in aria. Sì. Quindi col culo in aria significa? Fai l'annuncio. Cosa cerchi? Una ragazza. Fai l'identikit della ragazza, come deve essere? Bionda. Occhi? Non ce l'ha Massimo. Come te ne Massimo? Che colore sono? Neri. Sono verde. Verdi. Non ci vire manga. Occhi verdi, capelli biondi. Sì, ma smetto con te, stu scess. Culo o tette devi avere? Culo e tette. Ecco il KFC. Siamo arrivati, critico culinario. Dobbiamo assaggiare Il dog di Patrizio, ragazzi. il nuovo crispy hot dog. Allora, dovevo mangiare, Andrea. Mangia o porta via? Porto via. Andiamo a mangiare a che porto via. Sì. Ma che si non liege manca. Andrea, siamo arrivati da Patrizio. Stiamo quasi per assaggiare il suo hot dog. Adri? Nudo. Ecco, frate. Scusate. Abbiamo sbagliato tutto. Andre! Si sono cagate sotto. Oh Andrea, ha cagato sotto, Andrea! Oggi batteria, pure. Andiamo. Andrea, sei pronto? Sì, andiamo. Per fare? L'hot dog. Lorico, per fare l'albero ci vuole? Chiacca. Andrea, un legno ci va a fare l'albero. Allora, hot dog Doritos e questo qua, hot dog crispy cheesy e poi c'è anche l'hot dog crispy spicy. Andrea, ti piace un po' più forte? Sì. Quindi facciamo hot dog crispy spicy? Sì. Sì, o crispy, spicy. Crispy. Sì. Sicri. Sì. No, ragazzi, no. Come si chiama? Eleggi hot dog crispy? Crispy? Spi? Speck. C'è un specco, prosciutto vuoto, prosciutto crudo. Allora, hot dog crispy spicy. Ecco qua. Andrea, 9,90 €. Stamattina era a te 9,90 €. Va bene. Ok. Piccolo. Medio. Facciamo il medio. No, il grande. E tu tieni un culo rosso. Quindi signori, si può rimuovere anche il formaggio e la salsa cheesy da dentro. Quindi ragazzi, ecco il recap del nostro ordine. Abbiamo due menù hot dog crispy spicy grande con hot dog crispy spicy, un Doritos fries cheesy che sarebbero le patatine nuove, acqua naturale e poi abbiamo un hot dog crispy cheesy però senza formaggio e senza salsa cheesy. Andrea, va a va. Scusas amigos, mio figlio ha famex. Andrea, già non figli, tiene. Frate, ma gruzzi. Pure tre carte, Andrea. 50 € c'è? 50 € non c'è? Ma perché fai sempre il burlone? Grazie. Diciamo sì. Sì. Quindi signori, aspettiamo che ci arriva l'hot dog e lo assaggiamo. Andrea, preparato già tutto. Guarda qua. Signori, guardate qui la qualità di quest'uomo. L'hot dog migliore di Napoli. Vediamo, perché comunque mi è venuto all'orecchio che KFC fa l'hot dog. Quindi c'è concorrenza. Frate, io poi quando c'è la sfida, sai com'è. Tra l'altro voglio farmi una cosa, vieni qua, guarda il carico. Dios. Chiaro, tu fu un caffè. Ma la devo critico da tarta, raga. Tu sei il critico d'arte? No, lo chef. No, aspetta, come si dice? Ci va. Andrea, così posizionato sembri quasi un brand ambassador di KFC, ma lo sei? Sei il KFC ambassador brands. Capuccioni. Andrea, qui ci sono i nostri tre hot dog crispy spicy. E quindi che devo fare? Le assaggia Andrea, ce la fa sapere con me. Allora, questo è il tuo. Facci vedere un attimo come si mostra. Allora, il packaging è molto carino. Poi si presenta così il pane. Sta a casa, Andrea, muoviamo. Il pane è questo qua col sesamo, Andrea. Questo è il sesamo. Sì. Bene, all'interno è così. Praticamente c'è il tender croccante, quindi il pollo. C'è il formaggio. Ci sono queste patatine Doritos. I banditos. Doritos si chiamano. Ah. Sei pronto ad assaggiare? Come si vede qua? Se piglia così, Andrea, ti abbiamo mangiato un hot dog. Signori, ci siamo. È il momento di impiattare e soprattutto di mettere gli ingredienti all'interno degli hot dog. Ti fidi di me? Sì. Prima cosa il pane, ben cotto. È bruciato. Ma non è bruciato, Andrea. Poi ci mettiamo wurstel, ben cotto. Patatina paprika, sbriciolate. Poi patatine classiche. Così siamo. Poi le mastonese. È la magnonese, raga. Poi ci mettiamo questa. No. Questo è pistacchio caramellizzato. No, mi piace. L'ho fatto io. Ma tu non l'hai assaggiato. Come fai a dire che non ti piace? Non mi piace, guardi, no. E che ne pensi? Ti devi fidare. Sei dal re del ti fidi di me. Poi ci mettiamo parmigiano. Da logo a cascato, un parmigiano reggiano. E per ultimo, Andrea, scorza di limone. No, Andrea! Andrea, no! No, Andrea! No, Andrea! Hai speccato.
Andrea, guarda qua, cascata. Oh, questo è nuovo però, eh. Questo è nuovo. Questo non l'ho mai visto. Guarda qua, ti stava dando un'anteprima esclusiva solo a te. Mangia. Ok. Allora, qua che spettacolo. Allora, questo è talmente che è grosso non si riesce manco a chiudere. Tanto che è gonfio. Signore Andrea Lombardo, ecco per lei. Mantenga l'hot dog, lo mantengo io il piatto. Prenda l'hot dog. Se è buono. Sega. Magna! Solo di te, Andrea. Assaggiamo il primo hot dog. Assaggia e facci sapere com'è. Assaggio ufficiale. No, Andrea. No. Non so qua. È uno spettacolo con la forchetta immaginaria lanciata. Eres o non eres un spettacolo. Un spettacolo. Ti piace Andrea? A parte gli scherzi. Buono. No, Andrea. Andrea, ma non ti è manca arrivato. Un spettacolo. Spettacolo, Andrea. Andrea, ma tu non ne manca assaggiare. Andrea, ma non ti è manca arrivato in canna. È buono, ragazzi. Che voto dai a questo pavanino? 7. Vabbè, tu oltre 7 non vai. Va bene. Hai perso un pezzo pavi, Andrea? Andrea, in coppa tavola, ma che cazzo fai? Vabbè, tu fai gli anticorpi proprio, tutti i giorni. Ragazzi, lo so, è buono. Lo so. Fai un altro morso, dai. Le maglie del mocio, ragazzi, dite la trasmissione. No, ma non ci le maglie del mocio. Ah sì, Andrea? Vai, la magna. Come, Andrea? Ma onestamente? No, Andrea, non farlo. No, Andrea. Un spettacolo. Eres un spettacolo. Sì, ragazzi, è buonissimo. 7, pure questo. Ma che dai, solo 7, dai. È più buono o meno buono del KFC? È buono, ragazzi. È più buono? Sì. O è meno buono? È buono. Oh cazzo, Andrea con me è meglio che sto che lei prima. È più buono. Olè! Assaggiamo, vediamo. No. Ma che sai, non avevo assaggio pure tu questo qua? Ok, allora, come vi dicevo, ho tolto sia la salsa piccante, sia la salsa al formaggio e sia il formaggio praticamente. Vabbè, ci stanno i Doritos, come vedete, sbriciolati, che sono queste patatine particolari, e poi ci sono i tender di pollo. Prima volta che lo assaggio, ovviamente, perché mo' è uscito questo panino, questo dog. Allora, devo fare qualche... 24 bocchettini. fa? Allora, sicuramente rispetto allo dog di Andrea è più secco, che a me non c'è la salsa, non c'è il formaggio e quindi sanno un po' con canna. Però questa è colpa mia, anzi del mio stomaco, del mio intestino, del mio corpo, perché Andrea sono intollerante al lattosio e quindi non mi posso mangiare un formaggio. Quindi mi devo accontentare. Un po' secco, però voglio i tender di pollo del KFC non si passa annanzi. Cioè KFC è il re del pollo. Vero Andrea? E quindi mangio un po' cannuzzato, però è buono, bello. Queste patatine sbriciolate, diverso dal solito. Le Doritos. Massimo! È più buono del panino del McDonald's. Ah, a te la versione spicy, quindi piccante. Sì, mi piace il piccante. Che voto gli dai? Un bel 7,5. Ok, quindi vi trovate d'accordo, 7 e 7,5. Io al mio, tolto il formaggio e tutto quanto, quindi fate tutte le giustificazioni mie del caso, gli do 6,5. Voglio. Mangiamo un bel tender e via. No. Poi ci sono degli ingredienti nuovi e diversi. Un po' di limone? Sì. Bello. Questo è l'hot dog estivo, ragazzi. Da quella Fresco. freschezza. Sì, c'ha quella freschezza. Eccezionale, guardi, complimenti. Buono. Veramente, buonissimo. Questo che voto gli dai? Intero 8,5. Ole! Signori! Adesso invece arriva il mio turno. Abbiamo i voti degli altri due commensali. Manca il mio per chiudere tutti i giudizi. Giustella, bengo. Meglio pack e Ustella o Ustella in dei pack? Nel pack. Bravo Andrea. Ma voglio così lo dog, porco 2. Così un io. Sì. Andrea, ma tu devi mangiare chi ne Maionese. roba. Ma l'idea del limone è venuta a te o l'hai vista da qualcuno? No, venuto a me. No, vati. No, Giovanni, no. No. È vero che di là non ci sono le salse. Ma è buono sì o no? Ma a prescindere dalle salse, io ti do 8. Guarda, è un buon voto. Ho superato KFC. Si può fare, ragazzi, si può fare. Ma non perché siamo di parte, non perché Sì, siamo Massimo. di parte, è veramente buono. Un applauso a Patrizio Chiesa. Signori, guardate come si presenta da più sotto questo dog. E il morso lo devo fare anche da più sotto. No, Giovanni, non lo fa. È top, io. Posso inserire nel menu prossimo? Lo puoi inserire e da provare a tutti i costi. Che nome gli dai? Lemon. Hot dog lemon. Guarda, ci finito tutto uguale, dai. Cioè, questo per farvi capire. Top. E quindi da come avete visto entrambi gli hot dog hanno ricevuto dei voti abbastanza alti, a parte il mio che da come ho contestualizzato aveva una mancanza di salse dovuta alla mia intolleranza al lattosio, anche perché sinceramente, e l'ho detto, tender e patatine erano molto buoni. Considerando i voti finali
finali però vince quello di Patrizio Chianese, che è sembrato essere un po' più fresco, nuovo ed omogeneo. Quello del KFC comunque è una novità, anche perché è il primo hot dog nella storia, credo, che venga fatta dal KFC, non ne ricordo altri. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi già avete provato il nuovo hot dog del KFC e se avete provato anche quello di Patrizio Chianese, quale dei due preferite. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale che è sempre gratis, consigliatemi altri video da fare anche di questo genere qui sotto nei commenti e date hype al contenuto, che è molto molto importante. Noi ci vediamo in un prossimo video, Occhio ragazzi, io aiuto, ciao.